L'Atlante Grosseto bissa il successo di sabato scorso casalingo, battendo per 3-2 l'Olimpia Rovereto al termine di un match da due volti. Bruttino il primo tempo, molto più combattuta e ricca di emozioni la ripresa. Il match si sblocca al 10:56. Bravo Telesca con il proprio assist per la corrente Francisco Agustin ed è 1-0 Atlante. L'Atlante che cerca subito di trovare la rete del raddoppio e ci va vicino ancora una volta con il suo capocannoniere Yamul. La conclusione termina di poco fuori. Poi è ancora la conclusione del numero 11. Questa volta si fa trovare pronto il portiere della squadra avversaria. Termina così il primo tempo e nella ripresa Rovereto più arrembante. Subito la conclusione della squadra ospite, la palla termina di poco fuori. Rovereto che continua a spingere con il numero 7 Mukafir, ma Yaguban si supera e respinge con i piedi. L'Atlante si fa nuovamente rivedere minacciosa con la conclusione del solito Yamur. Atlante che ribatte colpo su colpo e va ancora alla conclusione, questa volta con Schettino. Si respinge il portiere avversario. Rovereto che arriva al pareggio con la conclusione di Hassan dopo un'indecisione della difesa maremmana ed è 1-1. Il Rovereto ci crede e va vicino addirittura al vantaggio. Rafinha per Vieira il tiro e la palla termina di poco fuori. All'11° arriva poi il nuovo vantaggio dell'Atlante, un'incomprensione della difesa ospite, ne approfitta il solito Yamul per la rete del 2-1. Rovereto si porta nuovamente avanti, però è miracoloso il portiere dei Marimani in un doppio intervento che ha del veramente clamoroso. Ancora un errore pagato a caro prezzo per l'Olimpia Rovereto e ancora Yamul che porta i maremmani sul 3-1, partita finita, no, tutt'altro perché Rovereto non si arrende, sbaglia prima il gol del KO l'Atlante Grosseto, poi ancora una volta 2 minuti e 42 dal termine Rafinha per Mukafir ed è 3-2, la partita si riapre e ci vuole poi uno splendido Yagubian che deve fare quest'oggi gli straordinari con una doppia parata in una clamorosa mischia, una parata che vale la vittoria, 3 punti fondamentali per l'Atlante Grosseto che chiude in casa con un doppio successo, uno strepitoso 2025.